Una ciliegina sulla torta. Il protocollo d'intesa firmato sabato dal sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo Raffaello Campostrini e dal direttore della Fondazione del Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi, della durata di 3 anni, ha colto di sorpresa tutti i partecipanti al seminario di studio pomeridiano organizzato dall'Associazione Tesoro della Lessinia che si è svolto all'interno del Forte Monte Tesoro in occasione della 2 giorni dedicate alle giornate nazionali dei castelli. Un evento nell'evento che ha impreziosito il momento clou del taglio del nastro avvenuto al mattino alla presenza di numerose autorità istituzionali e della successiva riapertura della struttura difensiva costruita dal genio italiano nel 1905 e passata dal demanio al comune nel 2014. Dopo solo un anno di restauro, infatti, il forte è stato restituito ai cittadini, rinnovato negli spazi esterni e interni e ora, grazie anche all'accordo con la Fondazione Trentina, questo baluardo può assumere un ruolo di catalizzatore e motore propulsivo di tutta una serie di attività che vedono il territorio veronese protagonista. Questo documento va a mettere la firma, su un primo passo di collaborazione con il Trentino per quelle che sono delle iniziative che saranno tutte da programmare, da discutere, di collaborazione per la valorizzazione culturale, sociale e di eventi sul territorio appunto confinante tra noi e il Trentino. A promuovere il sodalizio tra le due parti è stato l'architetto veronese Fiorenzo Meneghelli, che ha curato i lavori di Forte Tesoro, spiegati con minuzia di documentazione storica durante il pomeriggio, ed è stato consulente per molti progetti di impronta storico-culturale proprio nell'area trentina. È lui a spiegarci i punti principali del documento. Il primo è di poter operare in modo congiunto per la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, ambientale. Secondo punto è quello di dire c'è anche un'attività di relazione per quanto riguarda le attività culturali, artistiche, che devono trovare anche nel mondo contemporaneo, nella sensibilità contemporanea, questi luoghi come opportunità di comunicazione innovativa per l'architettura, per il paesaggio che questi rappresentano. Terzo punto, finale, terre di confine che operano insieme in un progetto comune per lo sviluppo non solo delle attività culturali ma anche di un mondo economico. Una partnership su cui tutto il territorio veronese e non solo il comune di Sant'Anna è pronta a investire in un'ottica di valorizzazione non solo della cosiddetta linea dei forti ma di tutti i comuni che ad esempio lo scorso aprile hanno stipulato un accordo di collaborazione in ambito turistico. La parte veronese ha fatto questo primo passo e credo che sia un brand, un legame da portare avanti e che sia significativo anche come questo forte che era di contrasto a quello che era il fronte che era qui, il fronte austro-ungarico, ora diventi un'occasione di scambio, di dialogo, di apertura verso quei territori che sono così vicini a noi e così importanti.